Continuano le manifestazioni in onore al santo, visita dei devoti al santuario. Chinnici a Realmonte per le prossime primarie, migliorano le condizioni dell'onorevole Panepinto, l'onorevole De Luca ad Agrigento il prossimo 15 luglio. Firmata la convenzione per la gestione della Scala dei Turchi a Palermo alla Regione. Zapia ci fa un quadro aggiornato della situazione epidemiologica in provincia, continuano purtroppo ad aumentare i contagi nell'isola. Celebrata ieri la festa della Polizia Penitenziaria a Palermo, degustazioni dei vini della CVA con i sapori della Costa del Mito. L'Agragas presenta la domanda per il ripescaggio in Serie D. E benvenuti con l'edizione odierna di TVA Notizie. Passiamo alla prima notizia, apriamo con le notizie che interessano la nostra festa, la festa del santo più amato degli agrigentini, San Calogero. Mancano 2 giorni a termine appunto della festa, continuano le visite dei fedeli al santuario, stamani anche quella di un gruppo di bambini e noi l'abbiamo seguita. Mancano 2 giorni alla fine della festa di San Calogero. Domenica si dovranno svolgere le manifestazioni in programma, tra queste la Saga del Grano, una processione offertoriale con la partecipazione dei portatori, dei fedeli e degli ex voto, che porteranno i prodotti della terra, a seguire il corteo dei carretti siciliani, dei muli bardati, animali parati per l'occasione, quindi tradizionali tamburi di Girgenti, battere per le vie della città. Alle 11 la Santa Messa celebrata da Don Giuseppe Cumbo, vicario generale, quindi l'uscita del santo dalla chiesa, dal santuario attraverso via Atenea fino ad arrivare al santuario dell'Addolorata. La sera processione notturna con il santo che torna dal santuario a Viale della Vittoria. La festa si concluderà con i soliti giochi pirotecnici. Intanto il santuario viene giornalmente frequentato dai fedeli che per devozione e fede vi si recano nella settimana dei festeggiamenti. Tanta la gente che viene anche fuori Agrigento e che porta il pane a benedire e a distribuirlo come da tradizione. Oggi in visita al santuario anche tanti bambini accompagnati da Stefania Volpe della Gea Party. Ora in anteprima ci fate vedere una bella cosa qui dedicata a San Calogero, prego. Il nostro maestro Cristian insieme all'altro educatore Raimondo hanno preparato un flash mob su quella che è la zingarella e i ragazzi suoneranno con tamburi e gli strumenti che sono strumenti indiretti come cucchiai, battito di mani per un laboratorio di ritmica e musicalità. Signora, lei oggi qui in visita a San Calogero? Io sono venuta... Perché? Ci racconti. È il nostro santo. E quindi? Ogni anno porto la promessa che ho fatto e quindi porto un'offerta. Quindi lei è una testimonianza che ogni anno dà al santo, come mai? Se ci può raccontare... Come mai? Perché Ecco, appunto. fare così? Perché questo santo ci ha seguito tutta la cittadinanza d'Agrigento. Noi abbiamo 2 compadroni, no? Sì, sì. Praticamente quella che noi sentiamo molto di più rispetto a San Gerlando è San Calogero, è una tradizione nostra, antica,
proprio che ce la portiamo dietro agli agrigentini, tutti quanti. Di famiglia, insomma. No, ma E che lei ha è seguito storico, sempre. È storico, da quando ero piccolina. Non è che... Senta, ma lei il pane, non vedo il pane. No, io non so. Non lo benedice il pane? No, non lo faccio, non lo benedico, faccio solo l'aspetta. Allora, come mai col pane ci racconti? Non c'è proprio nulla da raccontare, è una devozione che si ha per San Calogero da molti anni a questa parte. Noi facciamo sempre il pane e una preghierina per il Santo Padre, il Santo San Calogero. Sicuramente ci ascolta, sicuramente lui provvede negli anni per noi. E questo è il minimo che noi possiamo fare per lui. Tutto qua. Visita a San Calogero? Sì. C'è dovuto stare per San Calogero per vedere la messa E il pane? e non ho portato il pane. Come mai, signora, ogni anno lei viene del San Calogero? Non è di Agrigento lei, vero? Sono di Santa Elisabetta. Santa Elisabetta. Santa Elisabetta. E ringraziamo Agrigento e San Calò. È troppo buono il pane è buono, il pane che ci ha dato San Calò. Devo dire che sono devota a San Calogero e ogni anno vengo qua a vedere la messa, vengo a San Calogero e questo. Allora, ora tanta gente che tu accogli quotidianamente con anche il grido di San Calò, viva San Calò. È veramente è come chiamare ed essere entrati in questa chiesa di San Calogero per poter manifestare la propria devozione, e qua ne sono testimoni bambini che ogni giorno vanno e vengono per poter gridare sempre viva San Calogero, San Calogero proteggici attraverso l'intercessione di San Calogero che il Padre Eterno ci ha dato per poter andare avanti. Credo che è un modo per essere vicini alla Chiesa, essere vicini col cuore per poter essere evangelizzatori di questo territorio. E tra le iniziative collaterali che si terranno nella giornata domani di sabato alle ore 18:30, dopo la Santa Messa nel santuario di San Calogero, ci sarà la passeggiata per la vita, 100 passeggini promossi dal CAV di Agrigento, con le mamme in attesa e i bambini nei passeggini, che andranno dal santuario di San Calogero a Piazza Cavour. E 9 anni fa il Papa ha visitato l'isola di Lampedusa. In merito sentiamo una riflessione del Vescovo di Agrigento, Monsignor Damiano. E allora ho sentito che dovevo venire qui, oggi, a pregare, a compiere un gesto di vicinanza, ma anche a risvegliare le nostre coscienze perché ciò che è accaduto non si ripeta per favore. Era l'8 luglio 2013, quando Papa Francesco, nell'omelia data a Lampedusa, pronunciava queste parole. Sono trascorsi 9 anni e ciò che accadde in quegli anni continua ad accadere. Uomini, donne, bambini in fuga, fratelli e sorelle in umanità, continuano a morire nel Mediterraneo e non solo. Siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza, continuava il Papa. Ci siamo abituati alla sofferenza dell'altro. Non ci riguarda, non ci interessa, non è affare nostro. Ritorna la figura dell'innominato di Manzoni. La globalizzazione dell'indifferenza ci rende tutti innominati, responsabili senza nome e senza volto. Su questa indifferenza risuona l'appello divino: dov'è il tuo fratello? Le nostre coscienze non sembra si siano svegliate, quanto diventate quasi cieche in seguito all'abitudine al peccato. Non è emergenza, è movimento di popoli in fuga. Urge un sistema per un'accoglienza degna, trasferimenti rapidi e vie legali d'accesso, adesso.
E passiamo alle notizie di politica. Martedì 12 luglio si svolgerà un incontro del Partito Democratico presso il Madison di Realmonte alle ore 19. Sarà presente anche l'europarlamentare del partito Caterina Chinnici, che concorrerà alle primarie del centro-sinistra per le elezioni regionali di novembre. In merito abbiamo sentito Simone Di Paola, segretario provinciale del PD, e Gerlando Riolo, ex assessore al comune di Agrigento. Simone Di Paola, segretario del Partito Democratico. Allora, parliamo di queste primarie che saranno la settimana prossima, si svolgeranno anche qui ad Agrigento e che vedrà insomma personalità presenti, tra cui la Chinnici, che diciamo è la candidata alle prossime elezioni regionali. Le primarie per la scelta del candidato alla presidenza della regione sono una straordinaria opportunità per il nostro partito, per il centrosinistra, per il campo largo progressista, perché per la prima volta viene chiesto non all'interno e nell'oscurità di una stanza, ma ai siciliani, ai nostri elettori, ai nostri militanti di scegliere il candidato presidente della regione. Quindi sarà una selezione dal basso, assolutamente che non ha eguali, perché non è mai accaduto in Sicilia che si scegliesse il candidato presidente della regione in questo modo. Il 23 luglio i siciliani saranno chiamati a votare e a scegliere il loro candidato presidente della regione. È necessario, io la ringrazio per l'opportunità, è necessario registrarsi entro il 21 luglio al sito www.presidenziali22.it per poter votare, e poi si potrà votare sia online che in presenza nei 4 seggi di Agrigento, Sciacca, Canicattì e Licata. Noi abbiamo scelto come Partito Democratico la candidatura dell'onorevole Caterina Chinnici, che è una candidatura di assoluto rilievo, di prestigio personale, professionale, di altissima riconoscibilità politica, che ha un percorso, un background culturale e politico di assoluta affidabilità. La presenteremo in provincia di Agrigento martedì prossimo, il 12 luglio, alle 19 al Madison Hotel di Realmonte. Invitiamo tutti i nostri iscritti, militanti e simpatizzanti a partecipare a questo evento, che apre di fatto anche in provincia di Agrigento la competizione primaria per la scelta del presidente della regione. Gerlando Riolo, allora un appuntamento importante che vede la Caterina Chinnici qui a Realmonte. Ecco, che valenza assume anche questa presenza e come risponderà Agrigento e il territorio agrigentino? Ma noi ci auguriamo che il territorio agrigentino dia una bella risposta di presenza, di partecipazione, non fosse altro che per la prima volta abbiamo la possibilità veramente di allargare il campo non solo all'interno del Partito Democratico, ma allargarlo anche ad altre forze politiche quale 5 Stelle, quale il Movimento dei 100 Passi con articolo 1, e veramente dal basso abbiamo la possibilità di scegliere una candidatura. Noi abbiamo proposto, come diceva Simone Di Paola, abbiamo scelto una personalità di tutto valore, di tutto rispetto, e ci auguriamo e ci aspettiamo che il territorio agrigentino dia la propria presenza, la propria scelta a Caterina Chinnici, ma è importante comunque che la gente vada a votare per celebrare questo momento di democrazia che non è facile di questi tempi. Simone, una battuta mia d'obbligo sulla vittoria di Sciacca, una vittoria sicuramente molto contesa, al photo finish, oserei dire, per usare un termine sportivo. Non direi al photo finish, perché il ballottaggio è stato un grande distacco fra noi e il nostro avversario, è stata una straordinaria vittoria. Devo dire che il turno amministrativo è stato per noi a saldo ampiamente positivo in tutta la provincia di Agrigento, perché abbiamo ottenuto dei grandi successi a Sciacca, a Campobello, di Licata, dove abbiamo vinto con Antonio Pitruzzella dando seguito alla splendida esperienza amministrativa di Gianni Picone, a Cattolica Eraclea dove Santino Borsellino si è riconfermato, ma anche laddove non abbiamo ottenuto il successo che speravamo, comunque abbiamo registrato grandi consensi. Penso a Palma di Montechiaro, dove rientriamo in Consiglio Comunale dopo tanto tempo con Ugo Farulla, a Bivona, dove con Carolo Calafiora abbiamo
abbiamo fatto una splendida campagna elettorale, conquistiamo seggi in Consiglio Comunale a Santa Margherita e anche a Lampedusa con Totò Martello difendiamo la bandiera del Partito Democratico. Quindi credo che sia stato un ottimo turno amministrativo che conferma che il lavoro che abbiamo iniziato è assolutamente da continuare, da proseguire, c'è ancora tanto da fare, ma tanto è stato fatto e penso che il partito sia sulla buona strada per tornare ad essere ampiamente protagonista della vicenda politica provinciale. Ultima domanda a Gerlando Riolo, ecco, sarà più presente il Partito Democratico qui ad Agrigento? Ultimamente non abbiamo visto molti spunti, insomma, di discussione e dialogo, accusiamo un po' di assenza del pensiero politico del Partito Democratico. Sì, noi pensiamo e speriamo e ci auguriamo di essere molto più presenti, tra l'altro speriamo nel prossimo giorno di poter aprire una sede, riaprire una sede ad Agrigento con la federazione provinciale e con un circo di Agrigento. È fondamentale ovviamente per marcare la nostra presenza in un territorio che ha visto sempre presente il Partito Democratico in Consiglio Comunale e nella politica locale, però che nell'ultimo periodo, come diceva giustamente lei, è stata assente. È stata assente relativamente, nel senso che non siamo presenti negli scranni di Palazzo di Città, però siamo presenti nel territorio e lo saremo molto di più quando avremo la possibilità di avere una sede e di impegnarci con tutti i nostri amici e compagni a fare qualcosa per la città, che ne ha tanto bisogno peraltro. E intanto migliorano le condizioni dell'onorevole Giovanni Panepinto del Partito Democratico. I medici della rianimazione dell'ospedale di Castelvetrano, a 24 ore dal suo ricovero, hanno escluso il pericolo di vita per l'ex parlamentare regionale, rimasto gravemente ferito lo scorso giovedì in un grave incidente avvenuto sulla strada statale Palermo-Sciacca. E sempre per le notizie della politica, il prossimo 15 luglio sarà in visita ad Agrigento l'onorevole Cateno De Luca. De Luca sarà anche candidato alle prossime elezioni regionali con un suo movimento autonomo. De Luca visiterà anche diversi centri della nostra provincia, incontrando amici e simpatizzanti. Riunione in videoconferenza dei sindaci siciliani, l'ANCI affronta l'emergenza rifiuti, la crisi finanziaria dei comuni e la questione indennità. I dettagli nel servizio di Adriana Licausi. Emergenza rifiuti, crisi finanziaria degli enti locali, dignità istituzionale degli amministratori. Questi i temi principali affrontati dai sindaci siciliani riuniti in videoconferenza. Durante l'incontro l'ANCI, l'Associazione dei Comuni di Sicilia, ha stabilito di chiedere che al tavolo tecnico sui rifiuti, nel confronto già avviato tra enti locali, Exato Rifiuti e Governo regionale, sia inserita una rappresentanza dei sindaci dell'isola. Per quanto riguarda la crisi finanziaria, un gruppo di amministratori locali provvedirà a stilare un documento che illustri nel dettaglio la situazione, occupandosi di predisporre un eventuale percorso di mobilitazione. Un terzo gruppo di lavoro infine affronterà le tematiche legate allo status degli amministratori locali. Durante il dibattito i sindaci hanno evidenziato che i comuni siciliani non sanno dove conferire rifiuti a causa delle discariche piene o inagibili. Di conseguenza la spazzatura rimane per strada e, considerando il caldo afoso di queste giornate, potrebbe verificarsi una crisi sanitaria. È chiaro che nel lungo periodo bisogna riprogrammare gli impianti e rivedere il piano rifiuti. Il presidente dell'ANCI Sicilia, Leoluco Orlando, ha aggiunto: l'assessore regionale Daniela Baglieri, che abbiamo incontrato la scorsa settimana, ribadiamo la necessità di avviare un confronto non solo come affrontare l'emergenza, ma anche su come smaltire i rifiuti senza extra costi che andrebbero a gravare sulla Tari e sui bilanci dei comuni. Ora più che mai, prosegue, è necessario tutelare la vivibilità dei territori, la salute dei cittadini, anche in considerazione della stagione estiva. La Sicilia si riempie di turisti e proprio adesso che avremmo bisogno di maggiore disponibilità di impianti ne abbiamo talmente pochi da essere costretti a spedire fuori dalla regione rifiuti con spese che inevitabilmente ricadranno sui cittadini. Si tratta, prosegue ancora Orlando, di un'emergenza che si somma alla crisi finanziaria degli enti locali, in quanto a causa dell'eccessivo
aumento dei costi per il conferimento, in molti casi non sarà possibile approvare i piani economici finanziari. Ed ancora in riferimento alla spedizione dei rifiuti fuori Sicilia, i sindaci si sono impegnati ad approfondire aspetti essenziali, in particolare come sia possibile procedere al pretrattamento, come immaginare le stazioni di raccolta e da dove e con quali modalità far partire i rifiuti dall'isola. Rimane infine ancora un problema irrisolto, quello legato all'aumento dell'indennità dei sindaci, che previsto dalla finanziaria varata dal governo Draghi non riguarda gli amministratori della Sicilia. È sottoscritta stamani presso la Presidenza della Regione la Convenzione per la gestione esclusiva del sito della Scala dei Turchi, un importante traguardo raggiunto per il sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca a meno di 2 anni dal suo mandato. L'amministrazione di Realmonte, dice Lattuca, potrà così iniziare la gestione del sito al fine di tutelare il comprensorio e a valorizzarlo a 360 gradi con un'ampia attività promozionale. E continuano ad aumentare i contagi Covid nella nostra provincia e non solo. La nuova variante Omicron 5 è molto più contagiosa, sta colpendo numerose centinaia di persone che non hanno avuto ancora la pandemia, così come anche quelli per la seconda volta, spesso in modo molto più lieve. Sentiamo il merito del commissario dell'ASP di Agrigento Zappia, che in un suo videomessaggio ci aggiorna sulla situazione in provincia. Il secondo appuntamento di luglio sulla situazione del Covid nella nostra provincia ovviamente è in linea con tutto quello che sentite dai vari telegiornali e da tutte le comunicazioni che vengono fatte, perché è un momento di incredibile diffusione del virus e vi facciamo vedere come è stato lineare l'andamento in questi ultimi 10 giorni nella nostra provincia, e solo da ieri a oggi sono cresciuti 1000 casi positivi in più. Quindi l'altra cosa che salta agli occhi, l'avevamo già vista settimana scorsa, ora è ancora più accentuata, è il fatto che abbiamo oltre la metà dei positivi, oltre la metà dei tamponati, quelli che fanno i tamponi, risultano positivi. Abbiamo il 55-45% di persone che si sottopongono ai tamponi che risultano positivi. Quindi questo è il dato ufficiale dell'ASP, però sapete bene che ci sono parecchi tamponi fai da te e alcuni di questi abbiamo ragione di pensare che non vengono neanche dichiarati, quindi la situazione ovviamente continua a essere sotto allerta, un po' allarmante, però io vi riporto un attimo di un anno indietro, quando avevamo qualche centinaio di positivi e sostanzialmente avevamo lo stesso numero di ricoverati. Quindi la conferma sempre che mi preme sottolineare è il fatto che il vaccino, tanto vituperato e tanto discusso, alla fine ci protegge dalla malattia, perché a fronte di questi numeri enormi di migliaia di persone che sono positive, alla fine a Ribera noi abbiamo 27 persone in medicina e 3 in rianimazione, con un incremento di 5 in medicina e 2 in rianimazione rispetto alla settimana scorsa. Quindi sono numeri contenuti, però la cosa importante da sottolineare è che continua a crescere di settimana in settimana, quindi dobbiamo dire che questo trend noi ci aspettiamo che rallenti a fine mese, però siamo all'8, quindi ancora abbiamo una ventina di giorni, 2 o 3 settimane da dover soffrire. Concludiamo con i vaccini, che sono sempre su numeri irrisibili. Abbiamo 532 dosi per una settimana, con 210 terza dose, che io sottolineo sempre perché è il completamento per le persone non fragili, mentre altre 278 sono quarte dosi ed è il completamento per i fragili. Questi sono un po' i dati della nostra provincia a oggi, non ci resta che monitorarli, aspettare che tutto possa essere contenuto così come nei fatti ci sta succedendo in questo momento. Io continuo a ribadire sempre l'utilizzo della mascherina, ma è una salvaguardia nostra, non vogliamo farvi raccomandazioni fine a se stesse. Vorremmo anche ricordarvi che in questo momento il numero di positivi per provincia è maggiore a 250 casi a settimana di gran lunga maggiore,
e praticamente tutta l'Italia, secondo i criteri di una volta, sarebbe in zona rossa. Ovviamente non siamo più in zona rossa perché quei parametri, quei criteri per la chiusura, aperture che ci hanno, diciamo, fatti andare avanti in un periodo storico della nostra vita, oggi non sono più necessarie, però accade di fatto che quando ciascuno di noi prende il Covid è costretto a stare isolato per una settimana e di fatto bloccano attività. Leggevo proprio ieri che ci sono stati, allora, le compagnie stanno iniziando a fare, compagnie aeree, una graduatoria degli aerei rimasti a terra a causa della positivizzazione del personale, e i numeri parlavano di 3.800 aerei per EasyJet, qualche altro migliaio per Ryanair, cioè sono numeri che poi nei fatti, pur non essendoci zona rossa o altro, nei fatti noi ci troviamo a non poter più espletare la nostra attività lavorativa, e ovviamente non è il massimo della vita per ciascuno di noi, quindi vi raccomando sempre mascherine e aerazione fino alla noia, ma so che non vi annoiate per questo, semplicemente tante volte non viene fatto. Qualche aggiunta veloce per quanto riguarda il pronto soccorso di Agrigento, sul quale ci siamo concentrati come sapete. È già da oggi, anzi da ieri, attivo il container per i nostri operatori e per le persone che vanno al pre-triage. Prima c'era una tenda della protezione civile che ovviamente con i 40 gradi che abbiamo in questi giorni diventava una specie di forno crematorio, per cui le persone che ci entravano e quelle che ci lavoravano, nonostante la presenza di 2 condizionatori, non riuscivano purtroppo a sopportarla. Abbiamo deciso di fare un investimento importante, li abbiamo dotati di questa struttura che se non altro è vivibile ed è anche, diciamo, dal punto di vista dell'impatto visivo e organizzativo anche abbastanza gradevole. Mentre proseguono, dovrebbero finire la settimana prossima, i lavori strutturali per l'apertura dei codici bianchi e verdi all'interno del pronto soccorso di Agrigento. Seguiranno anche negli altri ospedali, perché organizzativamente stiamo mettendo in campo tutto quello che è possibile per alleviare un po' l'impatto fortissimo che abbiamo sul personale sanitario del pronto soccorso, quindi aumentando, come vi ho detto nelle settimane scorse, il numero di personale infermieristi, OSS e OSA, e nello stesso tempo cercando di mettere altre funzioni di assistenza all'interno di ciascun pronto soccorso, compreso la ricerca di personale anche da fuori dalla nostra regione. Aggiornamento alla prossima settimana. E si è svolta ieri a Palermo, presso la casa circondariale Pagliarelli, la tradizionale festa della Fondazione della Polizia Penitenziaria, giunto al suo 205° anniversario. Sentiamo le interviste. In occasione del 205° anniversario della Costituzione del Corpo, mi è grato esprimere alle donne e agli uomini appartenenti alla Polizia Penitenziaria sentimenti di riconoscenza per la loro azione al servizio della coesione della nostra comunità. In situazioni di oggettiva difficoltà, la Polizia Penitenziaria si adopera quotidianamente per fronteggiare situazioni critiche nell'ambito carcerario, garantendo il mantenimento dell'ordine e della sicurezza nei luoghi di detenzione e contribuendo con dedizione e senso istituzionale all'attuazione del principio costituzionale della funzione rieducativa della pena. La complessa realtà del carcere ha attraversato momenti di grande disagio durante l'emergenza sanitaria, cui ha cercato di corrispondere il corpo con professionalità e impegno, dinanzi a situazioni di sofferenza e di tensione spesso ricorrenti. In questa giornata, mentre rendo omaggio ai caduti del corpo nell'esercizio del loro dovere, rinnovo ai loro familiari la vicinanza del Paese,
e formulo a tutto il personale in servizio e in congedo l'apprezzamento e l'augurio della Repubblica. Sergio Mattarella. Oggi è una giornata molto importante, si celebra il 205° anniversario del Corpo di Polizia Penitenziaria ed è una giornata importante per tributare un sincero ringraziamento per lo spirito di abnegazione, il senso del dovere, di sacrificio che quotidianamente questo glorioso corpo manifesta nell'espletamento del proprio lavoro, assicurando sicurezza, ma anche aiutando in tutta quella opera di rieducazione, di trattamento del detenuto perché possa ritornare nell'ambito della società civile completamente cambiato. Sono veramente grata a tutto il personale che in questa regione, pur con le gravissime carenze di personale, espleta veramente con encomiabile senso del dovere proprio tutti i compiti istituzionali e quindi a me da parte mia va un sincero ringraziamento e un augurio che questa giornata possa essere lieta per tutti, pur comprendendo le gravi condizioni di lavoro in cui comunque versa questo corpo. E la Sicilia viene bocciata al test Invalsi, deficit gravi in italiano e matematica. In merito il servizio di Adriana Licausi. L'Invalsi boccia la scuola siciliana. I risultati dei test pubblicati dall'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema Scolastico Italiano decretano un ulteriore passo indietro degli alunni siciliani in termini di competenze in lettura e matematica. Anche rispetto al 2021, quando per lunghi periodi le lezioni si svolsero a distanza. Insomma, nonostante quest'anno sia trascorso quasi completamente in presenza, la scuola siciliana fa fatica a uscire dall'incubo della pandemia e si allontana ulteriormente dalle realtà italiane più virtuose. Vanno meglio le cose in inglese, dove gli esiti in alcune classi addirittura migliorano. Rispetto a un anno fa è la scuola elementare seconde e quinte classi siciliane che fa registrare i risultati peggiori. Le performance dei bambini sono stati suddivisi in 6 fasce. Nelle prime 2 fasce sono stati collocati gli alunni meno attrezzati, nella quinta e nella sesta fascia troviamo le eccellenze, nella terza fascia coloro che sono a un livello sufficiente. In seconda elementare gli alunni delle prime 2 fasce ammontano per l'italiano al 35%, 12 mesi fa erano a quota 19%. In terza media si registrano incrementi più contenuti, più 3% per l'italiano che però fa registrare più della metà, il 51% di ragazzini nei primi 2 livelli di competenze in italiano e addirittura il 62% in matematica. Le cose non cambiano se si prendono in considerazione i maturandi, anche in questo caso quelli collocati dall'Invalsi al primo livello con competenze in italiano e matematica previste per i ragazzini di terza media aumentano a 1/3 del totale, il 62% per l'italiano e il 72% per la matematica. Linea alla regia per la pubblicità. Si è svolta ieri nella serata una degustazione per celebrare la prestigiosa vittoria del vino Fileno, prodotto dalle cantine CVA di Canicattì. L'iniziativa è stata accompagnata da un viaggio tra i sapori della Costa del Mito, svolta dalla DMO, Distretto Turistico Valle dei Templi. È la serata del Fileno con Costa del Mito e Hotel Costa Azzurra, una produzione agroalimentare vincente della CVA di Canicattì. Stasera siamo lieti di essere in questa location che ci ospita e siamo qui sostanzialmente per celebrare una vittoria importante. Infatti il nostro Fileno poche settimane fa ha vinto come il primo premio come miglior vino bianco d'Italia al concorso mondiale di Bruxelles. Un percorso di abbinamenti cibo-vino appositamente studiati per esaltare queste produzioni.
Sì, esattamente. Oltre al fileno abbiamo portato anche delle altre referenze, appunto per abbinare al meglio ai cibi che si degusteranno stasera. Il successo internazionale del Fileno 2021 può essere considerato il successo di questa grande comunità, la CVA Canicattì, di questo territorio? Sì, io dico che il successo di quel vino non è il riconoscimento in sé al prodotto, ma per noi ha un valore molto più ampio, perché è il riconoscimento a una comunità di produttori come il CVA Canicattì, a un territorio, e il riconoscimento al lavoro svolto in questi anni, ed è una conferma, perché tra l'altro non è il primo anno, la prima volta che questo vino viene premiato, quindi c'è una conferma di un lavoro fatto e della bontà dei sacrifici fatti dai nostri tecnici, dai nostri produttori, che diciamo così sono la base essenziale della nostra cooperativa, che in questi anni, con cui in questi anni abbiamo sviluppato dei protocolli di lavorazione, di selezione delle uve che poi portano a questi risultati. E quindi questa sera noi non facciamo una celebrazione, assieme a Fabrizio Lagaipa, che è un amico, oltre che essere il proprietario e titolare di questo albergo, è anche un cultore del bello e del buono in provincia di Agrigento, ed è un animatore culturale sostanzialmente, che abbiamo voluto condividere questo momento, questa serata con tutta questa bella gente, per gustare non solo il fileno ma anche gli altri prodotti di CVA Canicattì, per una serata di comunità, di condivisione. Noi abbiamo fatto altri momenti, voi ricordate il 1° maggio, che è un evento molto più ampio. Questa è una serata particolare su questo vino, su questo vino che è sintomatico dell'attenzione e della cura con cui in provincia di Agrigento, in una terra così difficile, così martoriata e spesso negletta, si riescono a fare le eccellenze. Qui in Sicilia, in provincia di Agrigento, ad Agrigento è possibile produrre delle eccellenze, e il fileno è la dimostrazione di questo. La CVA di Canicattì ha voluto sposare anche l'obiettivo di far parte della Costa del Mito ideata da Fabrizio Lagaipa. Certo, io parlavo di Fabrizio come animatore culturale e del bello, perché noi ci ritroviamo perfettamente nella filosofia delle aziende che producono a vari livelli, vino, formaggi, altri prodotti, e quelli che producono cultura, che producono accoglienza, per valorizzare, perché dietro il vino, dietro un prodotto c'è un territorio. Noi diciamo che il territorio è fondamentale per la crescita di questo territorio, di questa zona, di questa economia, e quindi produrre eccellenza legandole alle bellezze della Costa del Mito o dei territori dell'area archeologica della Valle dei Templi diventa fondamentale per attrarre turismo responsabile, turismo di qualità, e questo è lo scopo principale del lavoro che facciamo. Il nostro vino è riconosciuto eccellente non solo in Sicilia ma a livello internazionale e a livello mondiale. Io credo che questo deve essere il messaggio che deve passare attraverso queste iniziative che stiamo realizzando. Quella di stasera è un'occasione conviviale, abbiamo invitato intanto tutti i soci della DMO, il distretto turistico Valle dei Templi, che ovviamente rappresentano in qualche maniera tutto il territorio di Agrigento. Vogliamo valorizzare le eccellenze del nostro territorio, andiamo a festeggiare questo riconoscimento importante per la cantina CVA di Canicattì, che quindi ci inorgoglisce tutti, però è anche la scusa per fare assaggiare le particolarità del nostro territorio. In particolare mi fa piacere ricordare a voi che abbiamo stasera in degustazione anche i taralli di Racalmuto e il torrone di Racalmuto, che sono le particolarità della vostra cittadina, come pure anche il pomodoro bottiglieggio di Licata, abbiamo il pane nero di Castelvetrano. È un territorio che noi dobbiamo valorizzare, celebrare, dobbiamo essere noi per primi orgogliosi di essere sulla Costa del Mito e di offrire il meglio a tutti i visitatori che ci onorano della loro presenza. Si svolgerà presso il Pala Congressi di Agrigento la prima edizione della fiera Imera Comics Game. Sentiamo in merito in un suo videomessaggio Sergio Criminisi, che sarà uno degli ospiti della manifestazione. Sono stati fatti tanti esperimenti ad Agrigento, hanno provato a fare il comics ad Agrigento, ma stavolta ci sono riusciti. Imera Comics, vi aspetto
Vi aspetto con i miei disegni, con le mie lezioni, vi aspetto numerosi. Basta così. Concerti a Messina, Nino Frassica presenta il suo cartellone estivo. Io appena posso vengo a Messina, ci mancherebbe, quindi adesso vengo, dovevo venire a Capodanno, lo facciamo adesso e quindi purtroppo siamo organizzati, siamo quelli di Capodanno, quindi verremo col cappotto, con vestiti pesanti perché dobbiamo rispettare, diciamo... Ma la granita a Capodanno si mangia? La granita, no, sì, certo, granita sempre. Ma perché 2000-3000? Perché per ottimismo, perché il 2000 è vero, perché abbiamo iniziato veramente nel 2000, siamo al 22esimo anno, adesso cercheremo di rispettare, e c'è un contratto, io devo fare i concerti fino al 3000, quindi per rispettare il contratto camperò fino al 3000. Ma solo a Messina oppure la vedremo anche nel resto dell'isola? No, ci sono altre tappe qua in zona, anche perché ho chiesto al mio produttore di fare soltanto roba vicina, perché sennò oppure mi do malato, mi faccio vacanza. Ma l'accento catanese, l'accento palermitano sta studiando? Io ho un dialetto universale, quindi va bene. Nella propria città ha un sapore speciale lo spettacolo? Come? Sì, no, ma anche una specie di responsabilità in più, perché mi vedono anche gli amici e quindi diciamo che ci tengo di più degli altri posti. Continuerà la collaborazione con la RAI? Con la RAI? Certo, ci mancherebbe. Io che faccio? Se non lavoro con la RAI sono a spasso, lavoro solo con la RAI. Presidente Sciotto qui accanto a lei per parlare anche di calcio, lei ha sposato per il progetto, insomma, sì, io sono sportivo. A disposizione per mettere la mia notorietà a disposizione del Messina, in tutti i sensi, in tutti i campi. È un piacere, sotto è un piacere, una responsabilità, però sono contento. Lei non perde mai occasione per far vedere Messina anche un po' di soppiatto, lo abbiamo visto in Don Matteo, sempre. Ma perché, ma anche addirittura non si vede, non si sa, ma io spesso cerco di dirottare alcune cose verso Messina, non ci riesco. C'era una fiction che ho fatto per Canale 5, si chiama Fratelli Caputo, io avevo fatto di tutto, stavo quasi obbligando a girarla a Messina, zona Messina, però poi le produzioni, problemi che non conosco, cose c'è, non ci sono riuscito, ma io molte volte cerco di facciamo a Messina, però non sono un produttore, però altrimenti girerei molte cose a Messina. E passiamo alle notizie sportive. La squadra dell'Akragas del presidente Deni comunica che nella giornata di ieri ha provveduto a depositare presso la Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Regionale, la domanda di ripescaggio per l'ammissione alla Serie D per la stagione prossima 2022-2023. Raccolta fondi dell'ACR Messina, sentiamo a tal riguardo le aspettative che hanno i tifosi nel servizio, anche alcune interviste. Molti comunque hanno già promesso che collaboreranno anche con abbonamenti, quindi le aspettative sono quelle che sono, speriamo sempre di andare avanti e di comunque raccogliere sempre il più possibile. Diciamo che l'esempio che stiamo dando è quello di cercare di aiutare il Messina non solo come sportivo ma anche come città. Cerchiamo di farla crescere come città, questo è il nostro scopo. Quindi se noi abbiamo la possibilità di farla crescere, cerchiamo di aiutarla sotto tutti i punti di vista. Lo scopo del crowdfunding è quello di aiutare, collaborare ed essere vicino al Presidente. Il Presidente non ha bisogno, diciamo, di soldi per partecipare alla iscritta alla squadra del campionato, quindi non c'è bisogno. Il discorso del crowdfunding è diciamo, l'aiuto che vogliamo dare al Presidente e quindi collaborare insieme a lui a portare diciamo, più persone allo stadio e comunque noi abbiamo creato un sondaggio, poi sarà il Presidente a decidere quello che fare con questi soldi donati. Questo è tutto per l'attuale appuntamento di TV Notizie, ci vediamo nella giornata di domani sabato.